Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana, Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Superato ieri il 70% di siciliani che hanno ricevuto le 2 dosi. Rilevante successo delle strategie del governo regionale. Ieri è stata superata la barriera del 70% dei siciliani over 12 che hanno ricevuto la doppia dose del vaccino. Si tratta di oltre 3 milioni di cittadini dell'isola. Un mese fa la Sicilia era arrivata solo al 61% di vaccinati, un balzo del record. La percentuale di aumento è una delle migliori in Italia. Evidentemente il generale Figliuolo nella sua visita in Sicilia aveva già i dati della progressione quando disse la regione sta facendo un lavoro straordinario. A questo 70,02 va aggiunto il 5,8 di siciliani che hanno già ricevuto la prima dose. Ci sono quindi tutte le condizioni per arrivare all'80% dei vaccinati prima della fine del mese di ottobre. Evidentemente le strategie messe in campo nell'ultimo mese dal presidente della regione Nello Musumeci e dall'assessore alla salute Ruggero Razza hanno avuto un rilevante successo e sono riuscite a superare la storica diffidenza di buona parte dei nostri corregionali. Statale Nord-Sud, sopralluogo di Falcone. La strada dei due mari. Si torna finalmente a parlare della statale Nord-Sud, asse stradale di straordinaria importanza per la Sicilia. Ieri, sopralluogo dell'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, ai cantieri ANAS nei territori di Nicosia, Enna e Mistretta Messina. Possiamo affermare, ha dichiarato l'assessore, che l'epoca dell'abbandono della statale Nord-Sud è ormai alle spalle. Abbiamo salvato l'opera dal triste destino di incompiuta. Adesso è il momento di consolidare questo risultato e giungere finalmente al completamento dei lotti fra Mistretta e Nicosia. Ciclismo, domani tappa del Giro di Sicilia a Selinunte, con arrivo a Mondello dopo 173 km. La seconda tappa del Giro di Sicilia partirà domani 29 settembre dall'area archeologica di Selinunte, dove saranno allineati i ciclisti che affronteranno i 173 km fino a Mondello. La dichiarazione dell'assessore Messina. Nella scelta delle tappe, evidenzia l'assessore regionale allo sport Manlio Messina, il governo Musumeci ha privilegiato quei luoghi che, grazie alle loro caratteristiche paesaggistiche, potessero diventare occasione di promozione turistica in Italia e all'estero, grazie anche alle riprese televisive dall'alto. La dichiarazione dell'assessore Samonà. Un'occasione straordinaria, sottolinea l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, che la Sicilia non poteva lasciarsi sfuggire. Un'opportunità per la nostra isola di far conoscere nel mondo i suoi siti archeologici e le bellezze naturali e paesaggistiche. Flash News. Accademia Filarmonica di Messina per Caravaggio. La celebrazione per i 450 anni di Caravaggio proseguono a Messina il 3 ottobre con il concerto Caravaggio Luci e ombre di un uomo, luci e ombre di una città. Lo spettacolo, sostenuto all'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, è proposto dall'Accademia Filarmonica di Messina e vuole essere un tributo a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio messo in parola e musica. Flash News. Formazione 3.200.000 euro per un nuovo bando apprendistato. Pubblicato il nuovo bando per l'apprendistato di primo livello promosso dall'assessorato all'istruzione e alla formazione professionale della regione siciliana, con una dotazione di 3.200.000 euro. L'avviso promuove un nuovo paradigma educativo basato sulla diffusione del modello di apprendimento duale che integra formazione e lavoro in sinergia con le imprese del territorio. L'opinione. Prove di rissa nel centrodestra siciliano e nazionale. Il via lo ha dato Salvini con un'intervista estemporanea che probabilmente non aveva l'intenzione di creare il danno che si è poi verificato. Ha risposto Musumeci con il giustificato stupore di chi ha ricevuto a sorpresa un cazzotto nelle costole da dietro e da quel momento, a parte una distensiva dichiarazione di Minardo, sembrano tutti volersi fare del male. Il centrodestra per perdere le elezioni deve proprio farlo apposta. Tutti sanno che in Sicilia
Tranne che non vi sia un fortissimo istinto autolesionista, il centrodestra vince naturalmente. Ed è proprio questo istinto autolesionista che stanno mettendo in campo, sforzandosi di fare più danno possibile. È già successo una volta e il centrodestra diviso ci ha regalato l'incubo Crocetta per 5 lunghi e dannosissimi anni. Lo straordinario Carlo Cipolla, nel suo indimenticabile libro Le leggi fondamentali della stupidità umana, enuncia la terza legge con le parole: una persona stupida è una persona che causa un danno ad un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita. Ecco, questo è esattamente quello che sta succedendo e che in modo plateale si manifesta nella mancanza di numero legale in aula persino per l'approvazione del rendiconto. Alcuni dirigenti del centrodestra, nel tentativo di indebolire Musumeci, continuano a darsi martellate sui gioielli di famiglia. Chissà quando si accorgeranno tutti che è davvero ora di smetterla e che stanno correndo verso il precipizio. Il nostro giornale ha da tempo espresso la sua posizione circa il buon lavoro nella situazione data della compagine di governo e del suo presidente. Non ci stancheremo però di dire che chi non è d'accordo ha il dovere di esplicitarlo pubblicamente e di spiegare all'opinione pubblica le motivazioni della rottura, che a quel punto diverrebbe inevitabile. Basta con le ipocrisie, si rischia di giocare con il destino della Sicilia. Oggi è tutto. Per l'informazione della nazione siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.